Senza turismo chiudono le attività di Piazza San Marco, lo farà a novembre lo storico Caffè Quadri. Ad annunciarlo con coraggio, anche per dare un peso esatto alla crisi economica che si sta attraversando in città, è stato il CEO del gruppo Raffaele Raimo. Quest'ultimo, da Milano, impegnato in un importante meeting aziendale, ha confermato che il Quadri rimarrà chiuso per buona parte del prossimo mese. Se poi non ci saranno aiuti anche da parte del comune, ha detto a Raimo, il rischio sarà quello per molti di riaprire solo a primavera inoltrata. Quest'anno abbiamo visto i fatturati che si sono visti diminuire fino all'80%, 90% in alcuni casi del retail. Mancano i turisti in una città che ha basato tutta la sua economia sul turismo. La cosa è stata drammatica, una città che senza residenti fa fatica a riprendersi. Di crisi epocale ha parlato anche il presidente dell'associazione Piazza San Marco, Claudio Verniero. L'inverno ci preoccupa, purtroppo Venezia vive di una stagionalità. E la stagionalità lo vediamo anche dalle informazioni che abbiamo di altri paesi europei, a causa soprattutto del Covid, sta mettendo a dura prova le aziende che qua in Piazza San Marco abbiamo visto chiudere. È di oggi una notizia che alcuni caffè rischiano di chiudere per il periodo che va fino al Natale, nella speranza che a Natale ci possa essere una piccola ripresa. A rischio c'è non solo l'economia, ma anche il tessuto sociale cittadino. Ci auguriamo che il governo e l'amministrazione, tutti quelli che possono aiutarci, si rendano conto di questa situazione e pensino a dei sostegni per far sì che queste aziende, con i loro tantissimi lavoratori, che come dicevo sono parte integrante del tessuto economico e sociale della città, possano proseguire nella loro attività.